Ciao, sono Massimo, siamo al World Coffee di Rimini e siamo qui nello stand di EMS Filtri per presentare un'evoluzione sui sistemi di infusione aria. L'azienda ha creato il sistema a filtro in maglia di acciaio a 5 micron in modo che il caffè possa venire filtrato dal sifon sostituendo la tamina in cotone che viene fornita dall'ario. Questo fa sì che sia dal punto di vista igienico il prodotto sia veramente più preservato, perché la tamina sappiamo bene che come conservazione è molto più delicata, crea muffe e cattivi odori. In questo caso il procedimento è lo stesso, viene fatta una maglia di acciaio da 5 mm e come vedete il funzionamento è il medesimo. Lo andiamo a estrarre. Dalla fresca macina di questo caffè arabica lavato ad acqua, si chiama Blue Pine Forest e viene da Haiti e sono due cultivar di arabica, una si chiama tipica e una si chiama bourbon. Profumi incredibili, tostatura a fiamma diretta a 150 gradi. Il procedimento di infusione che andiamo ad effettuare si chiama sifon. L'acqua, come vedete, sale, crea il primo passaggio di infusione, va a abbracciare il caffè rubandone tutte le aromatiche essenziali. Questo passaggio fa vedere quanta salita ci sia in pressione, dura circa 1 minuto e mezzo. Ora rimane soltanto un'unghia di acqua all'interno, mescoliamo tutto il composto. Lasciamo il prodotto in appoggio qualche secondo. Il sistema di infusione ha creato il sottovuoto perfetto, quindi a questo punto tolgo la caloria e inizia la precipitazione. Grazie al filtro il caffè viene limpidissimo e non c'è nessun tipo di residuo. Questo passaggio in acqua e caffè, che dura circa 5 minuti, crea una persistenza aromatica incredibile. Ecco, vedete che comincia la discesa. Questo tipo di infusione si sposa benissimo con la pasticceria secca, la colazione della mattina, ma anche con qualche piatto salato. Sviluppa sicuramente la mineralità del chicco di caffè. Vi consiglio un abbinamento eccezionale fatto con una nocciola piemontese trilobata a cui facciamo una sabbiatura di pasta di caffè e sale. Una volta avvenuta la filtrazione è possibile togliere il filtro e va lavato in lavastoviglie semplicemente e, avendo le proprietà dell'acciaio, grande resistenza e affidabilità, ha una durevolezza e una durata nel tempo eccezionale. Mentre facciamo la filtrazione vi presento l'altro prodotto che i sistemi EMS Filtri hanno creato per i sistemi di infusione ario, che è quello per il dripper, quindi il gocciolamento. Invece di utilizzare la carta, che è il filtro tradizionale che viene utilizzato e viene sistemato all'interno del dripper, quindi questo è il dripper tradizionale in cui viene applicato il fondellino di carta, EMS ha creato il cono di acciaio in maglia da 100 micron che crea la filtrazione e soprattutto riusciamo a riutilizzare il filtro e non rilasciamo nessun tipo di sapore, perché la carta purtroppo rilascia appena un po' di sapore. Come potete vedere anche dal cono di uscita di vetro il prodotto è limpidissimo e nonostante sia stato macinato con la micronizzazione per l'espresso riusciamo ad avere una filtrazione perfetta. Grazie al sistema di filtrazione della EMS non dobbiamo mai cambiare i parametri del macinino e riusciamo ad utilizzare lo stesso tipo di macinatura e la quantità per fare 3 tipi di infusione: l'espresso, il dripper e il sifon. Siamo al termine della filtrazione, come vedete queste micro bollicine che si formano all'interno stanno a significare che il prodotto sta perdendo il vuoto e quindi abbiamo la possibilità di staccare il tulipano superiore, che viceversa non si staccherebbe. Siamo pronti per servirlo.
guardate la limpidezza, questa infusione esalta i profumi e la persistenza aromatica alla bocca è incredibile. Haiti Blue Pine Forest 5 stelle. Grazie mille e ci vediamo ad ottobre al Coffee Show Latte Art. Grazie. A Siracusa. Grazie.